In una montagna in cui da molti anni si parla di spopolamento, occorrono soluzioni e risposte concrete che diano un futuro a chi nelle terre alte decide di continuare a vivere. Su questi temi si sono confrontati gli attori della vita in questi territori grazie ad un'iniziativa della Lega Cooperative del Veneto. I problemi principali sono lo spopolamento che si porta dietro tantissimi altri problemi. La mancanza di servizi è figlia dello spopolamento o è madre, insomma potremmo discuterne. La collaborazione dal nostro punto di vista tra istituzioni, terzo settore, imprese, cittadini è la risposta possibile a questo tipo di problema. Problemi che possono sembrare piccoli, ma dalla cui concreta soluzione può dipendere la sopravvivenza di una comunità. Ecco l'esempio di due belle storie a lieto fine. Esempio, a Zoppè di Cadore, che è il più piccolo comune della provincia di Belluno, si era posto un problema. L'unico alimentare aveva chiuso. La soluzione, la cooperazione l'ha individuata con quei cittadini, si è costituita una cooperativa di consumo dove i cittadini sono i protagonisti e abbiamo riaperto quelle alimentari. Questo è un esempio classico. In Cadore avevamo un problema diverso che riguardava servizi, in particolare il verde boschivo ma anche altri, e la possibilità di sviluppare occupazione. Lì è nata una cooperativa sociale che fa inserimento lavorativo, che dà lavoro a più di 150 persone. Questo è quello che noi abbiamo l'ambizione di saper fare.